Buongiorno a tutti voi e direi di dare l'avvio all'incontro, ma prima di iniziare avviso tutti i partecipanti che l'evento viene registrato e successivamente verrà reso disponibile online ad accesso libero. È un piacere, è davvero un piacere poter dare inizio a questo appuntamento e inaugurare l'intero seminario di incontri sugli archivi della moda che settimana dopo settimana fino a fine giugno ci vedrà su questa piattaforma. Vi do quindi il benvenuto anche a nome delle colleghe Eleonora Todde di Cagliari e Antonia Martorano di Firenze, che poi mi seguiranno in questa breve presentazione. Ci prendiamo una decina di minuti per inquadrare il seminario per poi dare il via, insomma, agli interventi. E questo seminario nasce dalla collaborazione fra il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari, il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell'Università degli Studi di Firenze e il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Udine, che qui rappresento. Ma questo percorso nasce soprattutto dalla volontà e dal desiderio di offrire occasioni di crescita e di approfondimento agli studenti dei corsi di archivistica, insieme agli studenti di altri percorsi che per interesse, per piacere, insomma, possono trovare nei temi che stiamo proponendo delle utili occasioni di crescita, di riflessione. E per gli studenti delle università di Udine e di Cagliari, la frequenza a questo seminario è stata inserita fra le attività sostitutive dei tirocini curriculari, con l'attribuzione di un credito formativo e naturalmente con la consegna delle relazioni, una per ciascun appuntamento. In ogni caso, tutti coloro, ce l'hanno chiesto in molti in questi giorni, tutti coloro che lo richiederanno agli indirizzi email che sono indicati al fondo della locandina, che sono stati pubblicizzati, insomma, verrà rilasciato un attestato di frequenza richiesta sul singolo evento piuttosto che sull'intero ciclo. C'era in noi tre la voglia di impegnarci sul tema degli archivi di impresa, però declinandolo nell'accezione particolare, in un'accezione particolare di grande attrattiva come quelli degli archivi della creatività e della cultura. Gli archivi della moda e del design rappresentano proprio senza alcun dubbio un tema di straordinario, di grandissimo interesse nel contesto della storia d'impresa e della creatività. E infatti ormai da molti anni questi materiali sono al centro di iniziative di censimento, di riordino, di valorizzazione, di condivisione, iniziative pubbliche e private, però partecipano anche alle politiche di sviluppo delle imprese che nei materiali storici da qualche anno ormai in modo, come dire, anche molto visibile, trovano nuove idee e un'identità aziendale più forte, più marcata. Questo seminario quindi si propone di offrire una visione composita e omogenea, ampia, degli archivi della moda, sia sottolineando gli aspetti disciplinari e metodologici legati appunto ai fondi archivistici, sia presentando una serie di progetti e di esperienze in un percorso che di settimana in settimana crescerà e si arricchirà. Volevamo offrire agli studenti e al pubblico un'iniziativa originale e ben caratterizzata dagli aspetti archivistici più legati all'identificazione, alla descrizione e al trattamento di questi archivi, che sono veramente dei veri archivi multitipologici. Qui gli elementi e i materiali di natura differente, stoffe e abiti anche di firme prestigiose, campionari di tessuti e di gioielli, modelli, accessori, disegni, fotografie,
pubblicità, riviste, accanto a materiali più tradizionali come i rendiconti, le relazioni, le corrispondenze anche con la rete di vendita, i documenti amministrativi. Tutti questi documenti sono strettamente correlati fra loro e raccontano una storia decisamente affascinante. Siamo consapevoli, ne abbiamo discusso a lungo, che il percorso che proponiamo in 5 appuntamenti, quindi non breve, sia rappresentativo solo di una piccola parte dei tantissimi progetti che in questi anni hanno arricchito la moda italiana e anche il mondo degli archivi. Fra questi, in particolare, il vasto programma di interventi portato avanti con convinzione dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura, ormai da un po' di anni, che ha trovato uno sbocco importante nello splendido portale degli archivi della moda del Sistema Archivistico Nazionale, il SAN, inaugurato giusto 10 anni fa, nel 2011. Ci sarà comunque modo di soffermarsi brevemente su questo progetto nell'incontro di chiusura, quello del 23 giugno. In ogni caso, noi intendiamo lavorare ancora sul tema della moda e poco per volta, insomma, se non in questa occasione, nelle successive, che speriamo, insomma, ci sarà modo di organizzare, proveremo a dare voce a tutti. Non voglio andare tanto in là, però permettetemi ancora di dire che ci è sembrato in queste settimane, da che abbiamo messo in condivisione quest'idea e poi la prima locandina, che il tema della moda abbia riscosso un certo interesse nella comunità professionale, formata da chi si occupa della conservazione, della gestione e della promozione della memoria della moda. Di questo Eleonora, Annantonia e io siamo molto grati e ci auguriamo di riuscire insieme a tutti i relatori di queste 5 giornate ad essere utili, propositivi, insomma, a cominciare un percorso che magari si svilupperà anche insieme in altre occasioni. E quindi desideriamo ringraziare, siamo ai ringraziamenti. Prima di tutto vogliamo ringraziare l'Associazione Italiana per i Docenti Universitari di Scienze Archivistiche, AIDUSA, è la nostra associazione che ci ha concesso il patrocinio e ne siamo molto felici. E poi vogliamo ringraziare di cuore Eleonora, Antonio e io, tutti i relatori che si avvicenderanno in queste date, a cominciare dall'amica di lunghissima data Marinella Bianco, che oggi farà l'incontro di apertura con un po' di emozione, ma siamo certi che sarà bravissima. E infine con le colleghe, insomma, ringrazio tutti voi per aver scelto di partecipare a questo appuntamento in una giornata densa, affollata anche di altri appuntamenti. In questo periodo, insomma, le iniziative sono molte, ecco, e ci auguriamo, insomma, che avrete voglia di seguirci anche nelle prossime date. A questo punto io mi taccio, lascio la parola prima a Eleonora Todde di Cagliari e poi ad Antonia Martorano dell'Università di Firenze, e grazie a tutti. Grazie, insomma, per avermi ceduto la parola, ma ringrazio anch'io, è doveroso, tutte le persone che sono qua oggi. Veramente i numeri ci colpiscono e ci fanno piacere, quindi ci spronano a continuare in queste iniziative. Come detto in precedenza dal collega Dimitri Brunetti, il più generale tema degli archivi d'impresa è stato oggetto di ampie riflessioni da parte della comunità scientifica e professionale negli ultimi 50 anni. A lungo si è dibattuto sulla natura di questi straordinari archivi, sulle problematiche legate alla conservazione, anche sulla necessità di nuovi approcci alla descrizione. Questi archivi, al cui interno sono custoditi, come diceva prima il collega, materiali tipologicamente differenti, si prestano a considerazioni e analisi metodologiche
anche ad un continuo ripensamento che di fatto non può che arricchire la disciplina archivistica. Per introdurre il tema oggetto di questo ciclo di seminari, prendo in prestito alcune parole della professoressa Giorgetta Bonfiglio Dosio, che sono state scritte in un recente volume proprio sugli archivi di impresa. E così dice: ritengo che nessun settore dell'archivistica sia così stimolante e vivace come quello degli archivi d'impresa, in quanto soggetti per la loro stessa natura a felici ibridazioni interdisciplinari. Gli archivi d'impresa hanno costituito nell'ultimo trentennio una palestra ineguagliabile per trovare e sperimentare soluzioni gestionali innovative, derivanti dalla necessità di adattare tradizioni archivistiche consolidate e tuttora valide a esigenze particolari, tipiche del mondo imprenditoriale. Le riflessioni teoriche, talora implicite e non pienamente espresse, che hanno imposto alla disciplina di verificare la persistente validità dei principi, a fronte della diffusione, per certi versi provocatoria, di nuovi strumenti tecnologici, hanno trovato nel mondo delle imprese la possibilità di applicare in concreto approcci inediti per quanto riguarda la descrizione dei documenti archivistici. Ecco, ritengo che queste parole si sposino perfettamente con l'inestimabile patrimonio che ha contribuito alla formazione di una forte identità nazionale e anche al successo di quello che noi chiamiamo Made in Italy nel mondo. Il settore degli archivi e l'amministrazione archivistica si sono avvicinati all'affascinante, sfaccettato, colorato mondo della moda e del fashion attraverso il progetto Archivi della Moda del Novecento, ricordiamo elaborato dalla NAI e promosso dalla Direzione Generale per gli Archivi, con la collaborazione di diversi partner istituzionali. Quel progetto si poneva come obiettivo quello di scoprire, valorizzare e ovviamente rendere fruibile il patrimonio. Il patrimonio però non solo archivistico, ma anche bibliografico, iconografico, addirittura audiovisivo relativo alla moda italiana. Dalla presentazione di quel progetto a Palazzo Pitti, siamo nel gennaio del 2009, sono state portate avanti numerose iniziative in tutta Italia. Ricordiamo tantissimi seminari, convegni, workshop, ma anche svariate pubblicazioni, fino ad arrivare ad un'iniziativa che tutti noi conosciamo e che, come ha detto prima il collega Dimitri Brunetti, è un po' il centro, cioè il portale degli archivi della moda, appunto nell'ambito del SAN. Nato per rendere fruibili ad un pubblico vasto ed eterogeneo, quindi non di soli addetti ai lavori, questo vasto patrimonio di tutti questi materiali citati in precedenza. Un progetto sicuramente importante che vede l'amministrazione archivistica e le aziende cooperare per riuscire a esportare, quindi perdonatemi questo termine ripreso dal mondo economico, quelle che sono le bellezze e le particolarità di un settore così importante come quello della moda. Molte aziende sono impegnate oggi nella riscoperta dei propri archivi e nel rendere fruibile questo ampio ventaglio di fonti relativo al Made in Italy. La centralità della memoria d'impresa in un settore come quello della moda permette alle aziende di ripensare a se stesse e attraverso un'efficace strategia proprio di scoperta delle proprie radici, fortificare il brand, differenziarsi all'interno del mercato di riferimento e in alcuni casi anche rilanciare il marchio con un rinnovato appeal. Ma gli archivi permettono alle imprese anche, diciamo, di durare nel tempo, quindi di trasmettere quella che è la propria idea, la propria visione imprenditoriale, anche la propria reputazione, proprio attraverso quella che è la valorizzazione e la narrazione delle vicende che ne hanno caratterizzato l'intero percorso.
La possibilità di attingere al materiale storico, ricordiamo, resta possibile dopo un'attenta conservazione e un'accurata descrizione di tantissimi materiali, cioè progetti, bozzetti, prototipi, campioni. Offre alle imprese quindi nuove strategie di immagine, di marketing, ma anche di comunicazione. Fiore all'occhiello di qualsiasi azienda è sicuramente l'archivio di prodotto, un po' croce edilizia, con pezzi unici, la produzione commerciale, gli accessori. Questo però ovviamente richiede grandi spazi e sostanziali investimenti anche economici e quindi non è più l'archivio in questo caso non è più un tassello virtuoso, ma sembrerebbe quasi un ingombro. Se il patrimonio però, come ho detto prima, viene visto in funzione del suo potenziale identitario e comunicativo, l'archivio quindi entra a far parte di quel processo creativo e produttivo e quindi non è più un peso o un costo inutile da tentare in qualche modo di azzerare dal bilancio aziendale. Ma gli archivi della moda non sono attrattivi solamente per le aziende. Un ampio panorama di studiosi, quindi ricordiamo gli storici contemporaneisti, gli economisti, gli storici della fotografia, del costume, gli antropologi, ritrovano tra questi materiali nuovi e interessanti orizzonti di ricerca. La riscoperta di questo immenso patrimonio permette di seguire i cambiamenti proprio degli usi e costumi del nostro paese, di scoprire alcuni elementi essenziali del sistema economico e commerciale italiano, di valutare il complesso rapporto tra i media e la comunicazione. Questa varietà e complessità ha spinto quindi i nostri 3 atenei a collaborare per offrire un programma diversificato di esperienze che la collega appunto Antonia Martorano dopo di me ci illustrerà più nel dettaglio. Grazie. Grazie Eleonora, buon pomeriggio a tutti e cosa dire? Eleonora ha introdotto benissimo l'obiettivo, il tema, sappiamo, cioè siamo ben consapevoli che è un fenomeno culturale e sociale la moda italiana ed è tra l'altro anche un emblema di stile ed eleganza a livello internazionale. Questo non ce lo diciamo noi italiani, ma ce lo riconosce la società globale. Il ciclo di incontri, io sarò brevissima perché a me tocca spoilerare, ma non più di tanto rispetto al programma, per cui il ciclo di incontri che oggi inauguriamo proprio con la relazione di Marinella Bianco di Acta Progetti sugli archivi della moda, sulla loro identità e trattamento, ma ci torneremo fra un pochino. Come ha già detto il collega Dimitri Brunetti, si propone di offrire che cosa? Una visione composita e omogenea degli archivi della moda, ma allo stesso tempo, un po' ragionando insieme con i 3 atenei, anche un po' per rappresentare le peculiarità dei nostri atenei, uno degli obiettivi che vorremmo cogliere con questi seminari è quello che tutto fosse un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, perché la moda italiana, così come ci illustreranno le nostre relatrici, i relatori che hanno aderito al nostro progetto e che ringrazio sin da ora, quindi lo farò poi anche dopo, ma vi ringrazio davvero sin da ora, rappresenta che cosa la moda italiana? La storia di un patrimonio identitario nazionale che non ha eguali e soprattutto è essa stessa, anche attraverso i suoi archivi, la storia di uno stile di vita che emana dagli archivi per investire la società tutta e il mondo dell'imprenditorialità, come ci spiegheranno bene Maria Canella dell'Università di Milano ed Elena Poccinelli di Raffles Istituto Moda e Design durante l'incontro che si svolgerà il
primo giugno, proprio con un intervento sul Cultural Heritage e Brand Identity e le nuove prospettive dell'archivistica d'impresa, portando poi alla nostra attenzione alcuni casi lombardi di coinvolgimento delle aziende nelle strategie di tutela, di valorizzazione degli archivi della moda. I nostri incontri, come avrete potuto visionare dal programma, proseguiranno il 9 giugno con Federica Rossi del Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, che ci presenterà la storia di Rossi Moda e Villa Foscarini Rossi e come il museo possa essere al servizio dell'impresa, possa vivere in sinergia, collaborare in sinergia con l'impresa, mentre Riccardo Massola e Cristina Zuccaro del Comune di Valenza ci accompagneranno in questo viaggio alla conoscenza del distretto orafo di Valenza. Proseguendo, ci rincontreremo, speriamo un po' con tutti quanti voi, il 16 giugno e avremo tra le nostre relatrici Claudia D'Angelo della Fondazione Fashion Research Italy, che affronterà insieme a noi il tema del patrimonio tessile del Made in Italy al servizio proprio delle imprese, della formazione e della creatività. Ci saluteremo, speriamo ancora tutti insieme, il 23 giugno con l'intervento, un pomeriggio intenso, diciamo che chiudiamo in bellezza, almeno ci proponiamo di chiudere in bellezza, con l'intervento di Francesca Ghersetti, Simone Da Rossa e Mara Lacagnina, che ci racconteranno più che di un'esperienza imprenditoriale, perdonatemi ma conosco bene la realtà rappresentata anche da Francesca Ghersetti, quindi più che di un'esperienza imprenditoriale, proprio di una visione di impresa, ma da sempre attenta alla propria memoria storica, quindi ai propri archivi e anche al proprio ruolo archivistico sul territorio, e ci presenteranno la realtà dell'archivio Benetton. Il pomeriggio proseguirà con Marinella Bianco, che sarà nuovamente nostra, diciamo, amica affezionata, nostra relatrice affezionata, e che ci porterà a conoscere il centro rete biellese e i suoi archivi, e concluderemo sperando davvero che si possa concludere, ma salutandoci per un nuovo evento, un nuovo ciclo, con il prezioso intervento di Antonella Mulet sul portale degli archivi della moda del Sistema Archivistico Nazionale. Io non vado oltre nello spoilerare i nostri incontri, concedetemi soltanto un'ultima, due parole. Volevo ringraziare Dimitri Brunetti in primis e subito dopo Eleonora Todde per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto e per aver dato vita ad una, diciamo, alla creazione di una condivisione tra realtà universitarie, ma e realtà universitarie che si confrontano con tutte quelle identità, quelle imprese, quelle fondazioni, associazioni che vivono sul territorio e di cui le università hanno bisogno, così come le imprese hanno bisogno dell'università. Grazie a voi per essere intervenuti e ora cedo la parola alla nostra relatrice Marinella Bianco, la presento brevemente, seppure credo non abbia bisogno di presentazione, però dal 2003 Marinella è cotitolare di Acta Progetti, che è uno studio di archivistica a Torino, ha lavorato in vari tipi di archivio, si è occupata di vari progetti, ma dal 2010 in particolare si occupa di archivi di impresa del settore legato alla creatività italiana, tessile e design nello specifico. Nel Biollese ha curato una serie di archivi della moda, uno per tutti, Gruppo Marzotto, Botto Giuseppe, ma sono tantissimi, non sto qui a leggerli, e ha coideato anche il centro rete biellese Archivi Tessili e Moda, che è una piattaforma di banche dati archivistiche e digitalizzazioni, mentre per il progetto Archivi della Moda del Novecento di Anagni, coordinatrice per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni archivistiche e oggi, così come dice il titolo della sua relazione, ci parlerà degli archivi della moda, identità e trattamento. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Buon pomeriggio a tutti.
e ringrazio in particolare Eleonora Todde, Antonia Martorano e Dimitri Brunetti per questo invito che mi ha molto lusingata e che mi permette di raccontare il lavoro che svolgo con la mia società in questo ambito di tessile e moda dagli ultimi 12 anni. Dal 2008 ho avuto 2 incarichi, uno del Ministero Beni Culturali e l'altro di Regione Piemonte, che mi hanno condotto a conoscere questi archivi di impresa tessile. Ho censito oltre 100 archivi di aziende tessili biellesi e ho scoperto un patrimonio importantissimo del nostro paese. Di lì sono nati appunto altri progetti su altri archivi che vi racconterò. E sono veramente appassionata a questo settore adesso e, come dicevate, è importante proprio per il Made in Italy, è importante proprio per il Paese Italia. Iniziamo subito a vedere che cosa è un archivio di impresa tessile moda. È simile ovviamente a ogni altro archivio perché è una raccolta ordinata di quanto viene prodotto o ricevuto nel corso dell'attività dell'impresa e, sempre come avviene per ogni altro archivio, i documenti devono essere conservati nell'ordine della loro produzione o ricezione, perché devono riflettere la struttura del soggetto produttore, la struttura dell'impresa, sia amministrativa sia gestionale. L'archivio non è una biblioteca, non è neanche un museo, però nel caso di un archivio aziendale di ambito tessile, tutte queste tipologie sono presenti contemporaneamente, perché la biblioteca, così come anche l'emeroteca, tematiche sono spesso conservate nell'archivio aziendale. E il museo, quello che viene chiamato museo, che museo non è evidentemente in un'azienda, cioè gli attrezzi e i macchinari, cioè tutto quello che serve per la produzione, è altrettanto parte integrante di questo archivio aziendale inteso in senso lato, perché è tutto connesso all'attività. E l'archivista, questa figura così poco conosciuta ancora, chi è in un'azienda? In un'azienda dovrebbe essere comunque un professionista dei beni culturali. Dovrebbe essere davvero un archivista, vale a dire dovrebbe avere il titolo specifico, laurea o il diploma rilasciato dagli archivi di Stato, o anche entrambi, perché il diploma degli archivi di Stato dà delle competenze diverse normalmente dalla laurea in archivistica, perché la laurea normalmente è più contemporanea, è più sul digitale, il diploma degli archivi di Stato è maggiormente basato sullo studio del documento antico, della paleografia, e quindi forse anche entrambi questi titoli possono essere molto utili per essere un archivista. Dicevo, anche in un'azienda sarebbe importante che fosse appunto un professionista con il titolo. Perché non ci si improvvisa archivisti, così come non ci si improvvisa in nessuna professione. Anche questo è un mestiere difficile, un mestiere serio, ed è un mestiere che si impara sul campo, ma previa la teoria, altrimenti si fanno dei danni, si fanno degli errori. Tutte le operazioni che sono necessarie alla gestione di un archivio devono essere condotte da un professionista o coordinate da un professionista. Parlo anche del trasloco. Ho visto troppo spesso dei traslochi condotti da operai senza un coordinamento a monte che hanno
creato più problemi che altro, perché poi arriva l'archivista e deve lavorare il doppio perché deve ricostruire un archivio che è stato disordinato. E anche quando si parla di prestito interno o esterno per le mostre, sarebbe il caso che ci fosse un professionista a seguire queste operazioni. Naturalmente un bene deve essere tutelato, deve essere assicurato, e poi soprattutto tutto quello che viene estrapolato da un archivio deve essere poi riportato e deve tornare al suo posto corretto, no? E altrimenti di nuovo si disordina l'archivio. Quindi se si sottovalutano tutti questi aspetti si danneggia l'archivio aziendale. Questa immagine che mi fa sempre sorridere è importante per far capire che il nostro lavoro ha veramente due aspetti molto, molto diversi tra loro. La prima foto, lei è la mia socia, è Rosanna Cosentino, e come vedete nella prima immagine sta lavorando in archivio, quindi sta lavorando nella polvere col grembiule. Nella seconda immagine sta restituendo quanto fatto al pubblico. Possiamo vedere l'archivio di un'impresa tessile e moda. Che cosa dovrebbe comprendere se integro? Non è sempre così, naturalmente. Gli atti costitutivi e gli statuti di solito si trovano, perché chiaramente sono molto importanti per l'azienda stessa, quindi vengono conservati negli uffici dei dirigenti o dei titolari, ma non è neanche qui così automatico, perché se per esempio parliamo di un'azienda ottocentesca, non è detto che il primo atto costitutivo, magari risalente a metà Ottocento, sia ancora presente in azienda. Non è assolutamente una certezza. Quelli più recenti, novecenteschi, normalmente sì. Poi le carte relative al patrimonio, ai beni immobili, e poi le carte amministrative e contabili. Tutta quella parte di documentazione che purtroppo viene sottovalutata dalle aziende. Abbiamo perso, io so per certo purtroppo che come Paese Italia abbiamo perso dei patrimoni davvero molto importanti, dei patrimoni culturalmente molto importanti, perché le aziende hanno seguito le norme di legge e quindi, come ben sapete, le carte amministrative e contabili si devono conservare per 10 anni, dopodiché possono essere eliminate, scartate. E così avviene purtroppo. Si salvano spesso quando vengono dimenticate, quando l'azienda ha dei locali molto grandi, dei luoghi particolari in cui lascia l'archivio e appunto se lo dimentica, e allora li ritroviamo. Poi vedremo perché sono molto importanti. E la corrispondenza con i clienti e i fornitori, anche questa parte forse si può già immaginare di più che non una fattura che sia importante, ma non sempre, anche questa tante volte viene smaltita. Poi il prodotto, dalla materia prima fino alla confezione, passando per il tessuto, ecco, il prodotto è già una parte d'archivio che invece si trova, perché è già considerato più importante, ha già una valenza diversa per l'azienda. E poi arriviamo ai campionari che sono di vario genere, ma entreremo nello specifico tra un po'. I campionari sono invece sempre presenti, perché questo documento è considerato importante dall'azienda stessa. Poi tutte le carte che sono servite per la pubblicità, il marchio, l'evoluzione del marchio,
hanno un'importanza notevole per raccontare la storia del brand e quindi ancora un'altra ottica, ma comunque fondamentale. La rassegna stampa può comprendere gli articoli legati a eventi aziendali, a anniversari, a mostre, ma anche a pubblicità stessa, ad articoli usciti sul prodotto, per esempio. E poi arriviamo a quanto già detto, la biblioteca tematica, che comprende spesso anche l'emeroteca, e poi gli attrezzi e i macchinari. Anche in un archivio d'impresa vale il principio del vincolo archivistico, che tutti gli studenti di archivistica e gli archivisti conoscono molto bene. Per noi è molto importante rispettare questo vincolo. Che cos'è? È il legame che esiste tra tutti i documenti di uno stesso archivio, uno stesso archivio, ovvero tutto quanto prodotto ricevuto da uno stesso ente soggetto. L'archivio aziendale, come tutti gli archivi, è un unicum. Poi può avere altri archivi in sé, ma questa è una storia diversa, però l'archivio di un'azienda è un unicum. E il suo valore deriva anche dalla completezza, perché tutti i documenti presenti, siano essi cartacei o siano di altri materiali, siano appunto i macchinari, siano, come dicevamo, volumi, sia il prodotto, sono legati tra loro da questo vincolo archivistico. E questo vincolo non deve mai essere spezzato. Proviamo a vedere come suddividere o comunque raccontare questo archivio aziendale per materiali. Dicevamo, ci sono i documenti amministrativi, i libri contabili, la pubblicità, ma anche le partecipazioni a fiere, la costruzione dei gadget, le riviste, la biblioteca tematica, che sono delle carte. Poi c'è un ibrido che è formato da carte e da prodotto ed è il libro campionario, che ha la parte cartacea e le note tecniche e ha il tessuto. Poi c'è il prodotto. Il prodotto può essere un disegno, una carta stampa, una tirella o una sciarpa, ovvero una parte di tessuto, e il tessuto finito. Per concludere ancora i macchinari, quindi sia gli attrezzi sia i macchinari della produzione. Torniamo a questo campionario. Perché è un documento ibrido? Dicevamo perché è un documento cartaceo e anche un documento tessuto o stampato. Rappresenta l'unico documento che le aziende ritengono importante. E non solo le aziende, ma anche quando andiamo a visitare un museo tessile, un museo di tessile e moda, troviamo questi campionari, proprio perché questi campionari si sono salvati già appunto perché accuratamente tenuti dalle aziende. Se un'azienda cessa o chiude, questi campionari possono finire, spesso confluiscono in un museo, e anche il museo lo considera molto, molto importante e lo conserva accuratamente. E quindi spesso, e purtroppo, è l'unica tipologia documentaria di un archivio di questo tipo a salvarsi, a essere salvaguardata. Purtroppo, non perché non sia, è importantissimo davvero, ma da solo è un po' poco. Eccoli, vediamo i campionari, le diverse tipologie dei campionari. I campionari possono essere di produzione, quindi con le note tecniche
per tessere, per creare un tessuto, commerciali, che sono quelli che gli agenti di commercio, rappresentanti portavano in giro, ma ancora chiaramente adesso si mandano molte immagini via mail e si condividono online, ma ancora vanno sul posto gli agenti di commercio. Quindi i campionari commerciali che sono più belli, accattivanti, perché devono essere proposti al cliente, quindi un'altra fattura, un'altra rilegatura, e poi i campionari di ispirazione o tendenza, che vi dirò cosa sono. I campionari di produzione, questo è un esempio antico, questo è del 1926, lo vedete anche dalla legatura, dalle borchie, rilegatura, scusate, e le borchie che lo rilegano e la tela. Il tessuto contenuto in questo campionario, nella pagina sinistra è un grande pezzo di tessuto e in alto c'è un'etichetta con delle note tecniche, non solo l'articolo, ma qualcosa di più per la tessitura. Nella pagina di destra ci sono tutti questi numerini che vedete, che sono le varianti colore. Quindi quel tessuto in tutte le sue declinazioni. Questo appunto serve alla produzione. Poi si dirà, a volte ci si annota di fianco quanto se ne deve produrre per un certo colore o un altro a seconda degli ordini ricevuti dai clienti. Qui abbiamo un esempio invece di campionario. Sì, quello prima non vi ho detto, era un tessuto per abito maschile da uomo. Qui invece arriviamo a un campionario di tessuti per arredamento. Siamo a metà del Novecento, quello a sinistra, vedete, ha un'etichetta in alto con scritto Vittoria, che non è azienda, ma è la tipologia di tessuto, spesso avevano dei nomi, le tipologie, ed è un tessuto, anche questo, in basso, declinato in vari colori, sempre lo stesso tessuto proposto in colori diversi. A destra un disegno per tessuto di arredamento di Serre Carli, che era una ditta torinese molto, molto importante. E questo, torniamo ai campionari di tendenza, che non vi ho detto che cosa sono. I campionari di tendenza erano prodotti da delle aziende specializzate e le aziende tessili avevano una sorta di abbonamento per ricevere questi campionari ogni anno. E che cos'erano? Queste aziende, come questa che vedete, che è la Jean-Claude Frère di Parigi, raccoglievano i tessuti che nell'anno sarebbero andati di moda di più, sarebbero stati scelti maggiormente. Quindi seguivano le tendenze dell'anno e quindi le aziende tessili li compravano per vedere che cosa produrre, per ispirarsi. C'erano però anche dei campionari di ispirazione fatti internamente, perché le aziende tessili spesso raccoglievano dei campioni in vari luoghi, in varie situazioni e creavano i propri campionari di ispirazione. I campionari di ispirazione venivano, ma ancora vengono utilizzati dai disegnatori. I disegnatori si ispirano ai tessuti già prodotti, li cambiano, li rinnovano, li innovano anche, adesso li innovano anche come
come dire, materia prima. Chiaramente adesso ci sono, e lo sappiamo tutti, i tessuti che resistono all'acqua, che non si stropicciano, quindi sono innovazioni tecniche particolari, però non vuol dire che la trama, il colore, la trama e l'ordito, il sistema di intreccio non sia comunque ispirato a qualcosa di antico. Questi sono ancora campionari di tendenza molto più recenti, anni 70 e 80 del Novecento. Sono ancora a destra, lo vedete, Jean-Claude Frère, e a sinistra Bilbille e Textile, campioni ovviamente, perché dall'800 Jean-Claude Frère ha continuato a produrre fino agli anni 90. Ecco, come si scheda un campionario? Un campionario è forse il documento di un archivio di tessile e moda più difficile da schedare, proprio perché è molto diverso, cioè noi non possiamo mai dire di aver visto tutte le tipologie di campionari esistenti. Sono veramente molte. Poi ogni azienda ha dei particolari diversi per ogni campionario, quindi appena ci si approccia a una serie di campionari, anche se se ne sono schedati tanti in altre aziende, non è detto che al colpo d'occhio si possa dire ah sì, questo è di produzione, questo è chiarissimo perché è nato in questo modo. No, ci vuole un po' di analisi, un po' di studio per comprendere che tipo di campionario sia, per attribuirne appunto la tipologia e se non siamo in un'azienda anche per riconoscere l'ente produttore, che magari appunto in un museo non lo si sa quale sia, però non è che sia poi così facile arrivarci, questo è più a volte impossibile. E poi identificare i tessuti, anche questo è lungo, complicato e non è un lavoro da archivista, ci sono ovviamente degli studi specifici, si studiano i tessuti e quindi noi archivisti ci avvaliamo di persone che sanno fare questo, che hanno quest'altra professionalità. Io credo che le professionalità vadano tutte rispettate, siano tutte importanti e lavorare insieme tra professionisti di vari settori è il top. I campionari sono anche, come vi dicevo prima, il documento più protetto dalle aziende, quello considerato importante e quindi molto protetto. Ma perché? Perché lo stiamo dicendo? Perché nel campionario troviamo il sapere, il vero sapere dell'azienda, il know-how. E quindi da un campionario la concorrenza può estrapolare tutte le informazioni per ricreare un tessuto. Quindi il campionario normalmente è segreto. Sottolineiamo un paio di problemi relativi a questo tipo di documento. In un'azienda il campionario da solo non è sufficiente a raccontare la storia aziendale, perché torniamo al discorso che vi ho fatto inizialmente, l'archivio dovrebbe essere integro, perché solo l'intero archivio ci consente di raccontare veramente la storia di un'azienda. In un museo, se non se ne conosce la provenienza, quindi non si arriva a capire qual è l'azienda che lo ha prodotto, il campionario da solo narra i tessuti. E va bene, importanti, molto belli, molto affascinanti, ma non ci narra la storia di un'imprenditoria, sia italiana o estera, comunque un saper fare importante. Quindi ribadisco, l'archivio deve essere integro. Tutte le carte sono preziose. Gli ordini, le fatture, la corrispondenza,
permettono di dimostrare il percorso del prodotto, in questo caso del tessuto. Il tessuto viene prodotto, mostrato, comprato, cucito e diventa un altro prodotto, un prodotto finito. Può essere un abito, può essere una tenda, può essere una tovaglia. Questi passaggi, tutti questi passaggi, sono nei documenti, li troviamo nei documenti, quindi possiamo raccontarli solo se abbiamo tutti i documenti. Noi vogliamo creare uno storytelling su un tessuto biellese che è diventato, o comasco se è una seta, che è diventato un abito di Dior. Bene, dobbiamo partire dagli ordini e dalle fatture. Ovviamente sapremo chi ha fatto l'ordine, quanto tessuto ha ordinato, quale, quanto l'ha pagato anche, dove è andato e poi chi l'ha cucito e via, tutta una storia. I campi base di una scheda tipo per la catalogazione di un archivio di impresa tessile moda. Sono i campi classici per gli archivi, nel senso che sono il soggetto produttore e il soggetto conservatore, che in un'azienda spesso coincidono, ma non è automatico. Ovviamente in un museo no. Il titolo e la descrizione del contenuto, gli estremi cronologici che se non sono evidenti sono ricavabili dai supporti, quindi abbiamo visto prima una rilegatura di un campionario, il supporto della tela, la carta, la scrittura e naturalmente dalla stoffa. Le eventuali note, eventuali danni, quindi se per esempio la rilegatura è strappata, se un documento, un volume è mutilo o quant'altro. E poi a questi di volta in volta si aggiungono i campi utili per una determinata tipologia di documento. Le schede, come accade quando si riordina, quando si scheda e poi si riordina ogni altro tipo di archivio, devono essere inserite in una struttura gerarchica ad albero. Una struttura che avrà il fondo e poi sarà strutturata appunto per serie tipologiche. Queste serie tipologiche devono rispecchiare la formazione, la loro formazione nella gestione interna del soggetto produttore. Anche in questo modo raccontano la storia dell'azienda, ma soprattutto questa è archivistica di base. Noi dobbiamo sempre riportare un archivio alla sua formazione, quindi in un archivio di impresa lo si riporterà a quando si è formato, per cui le serie dell'amministrazione, le serie della contabilità e così via. Se si tratta di un'azienda cessata, le serie saranno serie chiuse, ovvero avranno una numerazione di corda da 1 a che le lega e sarà chiuso, non sarà possibile implementare. Se invece l'archivio appartiene a un'azienda in attività, noi seguiamo molte aziende in attività e quindi l'archivio in divenire, allora le serie saranno numerate in modo aperto. Oltretutto, se un'azienda è in attività, anche la parte più storica non è mai davvero conclusa perché salta sempre fuori qualcosa da qualche anfratto armadio sottotetto e quindi anche questa parte si incrementa, non si può mai pensare sia finito e fermo. L'archivio storico è importante che sia organizzato nello stesso modo di quello corrente. Quindi è importante che l'archivista che segue la parte storica parli anche con la produzione, con i disegnatori, con i reparti, in modo che si possa far confluire
sia la parte cartacea, le carte appunto amministrative, contabili, attuali dell'archivio corrente, confluiscano direttamente poi nell'archivio, diciamo, storico, ma anche tutta la parte del prodotto, soprattutto tutta la parte del prodotto, quindi appena un disegnatore crea un tessuto, un disegno, quest'anno, ovviamente tra 6 mesi è archivio storico e quindi è bene che confluisca nell'archivio storico. Ed è bene che quindi si utilizzi un sistema univoco e anche un software univoco o comunque un software che parli con quello dell'archivio. Digitalizzazione. Ho scritto parola abusata perché specialmente in questi ultimi 2 anni si sente parlare di digitalizzazione continuamente dappertutto e sembra che tutti gli archivi possano essere digitalizzati. Sì, è tramutare in digitale, certo, la digitalizzazione, ma normalmente è una scansione o una fotografia se parliamo di pagine o di tessuti. E quindi trasformare un archivio cartaceo completamente in digitale in questo modo avrebbe un costo veramente enorme. Gli archivi di solito si informatizzano, ovvero si schedano tutti i documenti presenti e, come dicevo, poi si inserisce la schedatura dell'unità archivistica in una struttura e si crea appunto l'archivio informatizzato. Al che poi si digitalizza qualcosa in modo mirato, sia esso un documento cartaceo o un tessuto, o le stampe o i disegni, e quindi si legano le digitalizzazioni alla scheda informatica. Ci tenevo a dire che digitalizzare un archivio di 2 chilometri non credo che nessuno se lo possa permettere, pochissimi se lo possano permettere, quindi poi forse non ha senso. Informatizzare sì, ordinare sì. Quindi la schedatura, la creazione dell'albero gerarchico, la digitalizzazione mirata e poi questo archivio va gestito, quindi sarà prima ordinato e poi gestito. La gestione di un archivio di impresa tessile e moda include il management, il problem solving e il knowledge. Vediamo come e perché. Il management include tutte le azioni di base che si devono svolgere in un archivio. Abbiamo già detto schedare, riordinare, condizionare, non l'abbiamo detto, ma va da sé che come in un altro archivio, anche in questo caso, i documenti vanno condizionati in maniera adeguata, ovvero gli si mettono cartelline acid free, si mettono i faldoni, e se si tratta di tessuti anche le scatole con magari la carta intorno, anche questa barriera, poi se si tratta di tessuti vanno protetti da tarme, da tarli, da quant'altro, quindi ci sono i vari sistemi per allontanare risolvere, magari no, ma allontanare questi insettini così pericolosi per un tessuto, ma anche per la carta. Digitalizzare, abbiamo detto, appunto conservare correttamente, fa parte del corretto condizionamento, poi la conservazione corretta, e poi organizzare, che è un po' questo che vi stavo dicendo prima, ovvero bisogna trattare anche con i reparti dell'azienda, bisogna lavorare insieme, collaborare e trovare le connessioni tra un documento e l'altro, una realtà, un prodotto, e scovare le particolarità, le chicche, quelle cose così interessanti da portare fuori dall'azienda, da raccontare a tutti. Quindi valorizzare, che è proprio questo, il raccontare la particolarità aziendale, la storia aziendale, il brand,
e il prodotto, che di sicuro eccellente se l'azienda vive da 100, 150, 200 anni, avrà un prodotto eccellente, sarà sopravvissuta perché è valida, quindi raccontiamolo. Per cui esposizioni, pubblicazioni e poi il brand storytelling, parola tanto di moda, ma adesso davvero interessante, davvero importante. Ma anche banalmente preparare i post per la comunicazione, per Facebook, per Instagram. L'ufficio marketing se ne occuperà, sarà l'ufficio marketing che se ne occuperà e non l'archivista, ma l'archivista può scrivere questi post e consegnare l'immagine del documento interessante. Poi la persona che si occupa di marketing darà un taglio più adeguato e si farà il suo lavoro, appunto. Perché? Perché il brand storytelling si basa sui documenti. La storia dell'azienda è nell'archivio e ovviamente nei documenti sono le fonti e dunque è lì che si trova. I documenti scritti, il prodotto, i macchinari, ma poi l'iconografia. L'iconografia è basilare per narrare un marchio e delle storie interessanti scovate nell'archivio. Vi ho messo un link che non ha a che fare con il mio lavoro, è un link del 2020 che porta a un lavoro del 2020 di Dior, per dire che qualunque marchio, anche appunto un grande nome come Dior, adesso utilizza lo storytelling per raccontare la moda. Problem solving. Perché? Perché l'archivista si ritrova ad affrontare tanti aspetti non risolti in archivio, per esempio le lacune. Come dicevo prima, l'archivio di un'impresa può aver subito dispersioni per vari motivi e può darsi che noi dobbiamo andare a colmare queste lacune, quindi facendo ricerca, andando a cercare quel che non c'è, andando a visitare altri archivi. Per esempio, se io voglio raccontare la partecipazione di un'azienda alla Fiera di Milano dei primi del Novecento, ma ho trovato in azienda magari solo una traccia di questa partecipazione, quindi so che ha partecipato, ma non so altro, beh, c'è l'archivio della Fiera di Milano, che ha le immagini. Quindi posso appoggiarmi a quest'altro archivio, farmi dare le immagini e completare la mia storia. Il secondo punto ve l'ho già detto prima, i reparti devono parlare con l'archivio per tutte quelle ragioni che vi ho già esposto, soprattutto perché l'archivio corrente, che appunto in caso di stoffe e di moda diventa storico in 6 mesi, deve confluire in maniera adeguata nell'archivio storico. E poi arriviamo al punto che riguarda le perizie archivistiche che noi facciamo. L'archivio è un bene economico, non deve essere un peso inutile per un'azienda, può essere inserito nel bilancio integrato, anche qui non è compito dell'archivista, non è certo un tema che posso affrontare io, ma il commercialista dell'azienda saprà che cosa fare. Compito dell'archivista è valutarlo questo archivio e dire che valore ha. Tornando alle lacune, perché sono sempre presenti anche quando un archivio è piuttosto integro, perché appunto si è conservato, magari come vi dicevo, perché è stato dimenticato.
Perché lo scarto di carte amministrative e contabili, terminati i termini di conservazione previsti per legge, è stato quasi sempre applicato. Poi ci può anche essere una ragione diversa, cioè poca sensibilità verso le carte d'archivio e anche l'incuria. Quindi possono anche essere stati persi dei materiali che potevano essere ritenuti più importanti. E poi, di solito, il problema più grande delle aziende, ovvio che sono i cambi di proprietà, i traslochi, perché quando si trasloca, ahimè, si lascia indietro l'archivio, perché non si sa, almeno non si sapeva, adesso sempre di più, per fortuna, le aziende sanno che valore ha l'archivio, cominciano davvero a capire che è un bene prezioso da salvaguardare, ma anni fa no. E quindi se c'era un trasloco, l'archivio rimaneva nella sede vecchia e probabilmente se era una sede vecchia anche come edificio, crollava l'edificio e ho visto un archivio, l'abbiamo salvato, però ho visto un archivio aziendale in una casa in mezzo ai rovi con i serpenti, cioè le vipere, insomma, in montagna, niente di così tremendo, però sì, abbastanza, è stato salvato. E poi i fallimenti, certo, quando una ditta fallisce, cessa, beh, c'è il curatore fallimentare. Lì di nuovo sta alla capacità del curatore la salvaguardia o meno di parti d'archivio, se le ritiene importanti o no. Quindi anche questo concetto credo di averlo già espresso, le lacune devono essere colmate e i metodi sono tanti, ricerche, acquisti, interviste a ex dipendenti, non è adesso questa la sede per cui direi che i metodi sono tanti e li vedremo in un'altra volta. La rivista, le riviste tematiche, per esempio, sono un ottimo modo per recuperare la pubblicità fatta da un'azienda, perché naturalmente le pagine pubblicitarie venivano acquistate dalle aziende e messe su riviste di settore e quindi si può fare un lavoro interessante sull'evoluzione del marchio e sulle pubblicità. Poi le pubblicità va da sé che sono interessantissime perché è chiaro che segnano un'epoca, no? Il cambiamento della grafica, della moda, del sistema, insomma, sono davvero uno strumento utile. Vi faccio un esempio che esula un po', ve lo faccio rapidamente, che esula un po' dagli archivi del tessile, ma è importante per le ricerche quando si parla appunto di colmare le lacune. Volevo dirvi che le strade della conservazione possono essere tante e diverse, perché a Torino, nella Biblioteca Civica, è conservato il fondo Elisa Ricci, che era nata nel 1858, era ebrea, quindi ha dovuto poi scappare per ragioni ovviamente per le leggi razziali, ha lasciato il suo archivio alla Biblioteca Civica. La Biblioteca Civica è stata bombardata, quindi si è un po' disperso, in parte forse anche perso. È stato recentemente ricostruito grazie agli ex libris che lei aveva messo ovunque e quindi adesso c'è questo archivio completo, interamente digitalizzato grazie alla Civica di Torino, consultabile quindi in rete e ci sono tantissimi cataloghi di moda e anche le schede informative relative alle case di moda, i cui cataloghi fanno parte del fondo. Qui vedete la Rinascente. E quindi ve l'ho proposto perché la ricerca storica sulla moda può passare anche da una via come questa. Il knowledge è il cuore dell'archivio.
il saper fare, quello che non dovremo mai perdere, il saper fare italiano, è custodito nelle carte d'archivio. Però queste carte d'archivio devono essere ovviamente ordinate, questa conoscenza deve essere codificata per essere tramandata alle altre generazioni. Quindi un archivio ordinato, informatizzato, strutturato è la soluzione per non perdere del tutto il nostro saper fare. Non c'è magari un passaggio diretto, ed è un peccato, tra le conoscenze pratiche di una certa professione, come può essere proprio quella del disegnatore, e se però almeno c'è l'archivio, salviamo una gran parte della nostra conoscenza. E lo stesso questo brand Heritage, di cui adesso si parla molto negli ultimi 2 anni. Che cos'è? È la storia dell'impresa, la storia del marchio, ed è l'essenza dell'archivio. Quindi l'archivio testimonia proprio questa eredità. E ancora una volta abbiamo bisogno dell'archivio nella sua interezza. Passiamo ai nostri cases history, anche perché temo che cominci a essere tardi. Vi propongo alcuni degli archivi che noi abbiamo riordinato, periziato, digitalizzato a seconda, tra quelli che mi paiono più accattivanti. Iniziamo dal Veneto, iniziamo da Schio, l'anificio Lanerossi, questa bellissima fabbrica alta. L'archivio è dietro a questa bella costruzione in un edificio diverso, più basso. Questa costruzione io mi auguro sempre che la si recuperi, perché è davvero un fascino, lo vedete, notevole. Oggi questo archivio appartiene al gruppo Marzotto. Questo è l'archivio, questa è una piccola parte dell'archivio. Ho messo insieme 2 foto per darvi l'idea dell'ampiezza. Questo archivio è completo. È molto importante questo archivio, appunto perché c'è tutto, e quindi qui si può fare una valorizzazione interessante. I campionari sono 4.800, li abbiamo schedati 2 anni fa. Questo è un pezzetto di campionario Lanerossi dell'87, creato per Giorgio Armani. Questo, tutta un'altra epoca, anni 30, un campionario ricamati. Ho messo questi 2 esempi per farvi vedere che ci sono i campionari i più diversi in questo archivio, ovviamente legati alle epoche. Identificare i campionari l'abbiamo un po' già detto, ma nell'archivio Lanerossi sono presenti campionari che non ci si aspetta di trovare in un lanificio, campionari di pizzi, velette e sete. Perché, come dicevo prima, relativamente ai campionari, si collezionavano campionari anche di altre aziende nelle aziende tessili, e non solo di tessuti simili a quelli che si producevano, perché potevano comunque essere fonte di ispirazione, la più diversa. Quindi qui abbiamo trovato anche questa particolarità. Questo è il fondo fotografico sempre dell'archivio, cioè questo è un piccolissimo esempio di un enorme fondo fotografico presente all'archivio Lanerossi di Schio. Vedete che in alto ci sono quelle pubblicità che venivano messe negli anni 20-30 al muro delle piccole cittadine. Sono delle foto molto interessanti perché ci raccontano anche proprio un'epoca. Vedete l'ape in basso sotto Lanerossi, qua. Quindi sono interessanti sotto vari punti di vista. La schedatura delle fotografie, specie se sono fotografie antiche, è un lavoro complesso e richiede una specifica preparazione.
non ci si può improvvisare. Quindi per una schedatura archivistica di base, oltre ai campi usuali che abbiamo già visto, si indicano almeno le dimensioni, il supporto, colore o bianco e nero e tutto ciò che si riconosce, che si sa, il luogo, il fotografo, la data, il periodo. Però sarebbe il caso, se fosse possibile, farsi supportare da un esperto che abbia appunto una particolare preparazione sulla schedatura delle fotografie. Ricordo che quando si pubblica una fotografia si deve fare molta attenzione ai diritti del fotografo. È appena successo adesso che a un museo piccolino del tessile, della seta, abbiano chiesto di ritirare delle immagini. Questo è un telaio, sempre in Veneto, per tessitura a navetta, anni 50 e 60 del Novecento. E come vi dicevo all'inizio di questo mio intervento, in senso assolutamente lato, ma può essere considerato archivio. La schedatura di macchinari è ancora più complicata di quella delle fotografie, perché non è che noi archivisti possiamo davvero sapere tutto, non è che possiamo conoscere i macchinari, quindi come facciamo? Compiliamo di nuovo la scheda con i campi base e poi inseriamo tutte quelle informazioni che riusciamo ad avere leggendo sulla macchina stessa, il marchio, le etichette, quindi il luogo, la produzione del macchinario, per esempio, di nuovo la data. Però spesso noi ci facciamo aiutare da specialisti. Spesso ci è successo alla fretta, per esempio, sono ex operai che hanno una buona conoscenza dei telai e quindi ci raccontano molte notizie specifiche. Ed ecco la Frette. 1860 la data di nascita, un'azienda in attività, ha un archivio quasi completo, non del tutto, molto interessante. A sinistra vedete lo stabilimento com'era e in mezzo vedete come oggi non è più lì. Quella è la sede della Rinascente e lo si legge, ci sono i negozi. Lo stabilimento però è sempre a Monza, in una parte più nuova ed è l'ultima foto a destra. Questo è l'archivio. L'affascinante archivio della Frette sono queste enormi cartelle, il cuore dell'archivio, poi ci sono le parti amministrative e contabili in altro luogo e anche i cataloghi che sono meravigliosi, ma in queste cartelle ci sono le carte stampa. Tessili e messe in carta per Jacquard, come vedete a sinistra, e quello in alto appunto è una prova tessile. E queste, sempre in quelle cartelle grandi, si trovano anche le fasi di progettazione, per esempio di una cifra in Jacquard, la carta, il lucido in mezzo e il tessuto, la terza foto. Questo è un progetto per i tovagliati dell'Orient Express, perché quell'archivio conserva davvero delle chicche e ogni volta è una sorpresa aprire quelle grandi cartelle. Qui lo si legge un po', c'è la sigla e poi c'è anche la parte tessile di questo tovagliato. Alcuni esempi di loghi, perché loro lavoravano per i più grandi e lavorano ancora per i più grandi hotel. Per esempio, il nostro lavoro in archivio è stato proprio utile per riprendere i contatti con qualche hotel come il Ritz di Parigi e riproporre quello che si faceva, che avevano fatto per loro nei primi del Novecento. Queste messe in carta prove di tessitura, lucidi e schizzi, come si schedano? Bisogna inserire davvero tutto quello che si trova sul retro di queste messe in carta. Questa azienda, la Frette, è un'azienda tessile che produce biancheria per la casa e per l'hospitality
e quindi è necessario avere tutti i dati che ci sono dietro a questi documenti per poterli incrociare tra loro e raccontare la storia il più completa possibile del prodotto finale, appunto perché serve sì alla storia culturale italiana, ma serve all'azienda per lavorare, fondamentale. Ancora delle prove di tessitura, per esempio in questo archivio, come potete vedere, si trovano dei marchi abbastanza storici, ma alcuni ancora esistono. E quindi qui di nuovo si aiuta l'azienda a recuperare i rapporti con qualche grossa azienda attuale. Anche Biraghi forse, non so se lo conoscete perché è un'azienda vicino a Torino, ma che esiste e funziona. Buitoni ovviamente sì, lo conosciamo credo tutti. I campionari commerciali della Frette, vedete che non sono poi elegantissimi, ma sono belli da vedere perché sono appunto per i clienti, questi non sono quelli recenti, anni 70 e 80 del Novecento, e lo si vede dallo stile, e appunto sono quelli che venivano portati in giro e presentati. I cataloghi di vendita sono una parte affascinante di questo archivio. Vedete il primo è 1925, quello in mezzo 28, l'ultimo lo si vede benissimo, è anni 80. E hanno la serie completa, dal 1887, tutti i cataloghi fino a oggi. Quindi questa è una parte davvero importante. Anche un bel fondo fotografico e alcuni attrezzi, quindi anche i mobili dei negozi dismessi, perché la Frette aveva i negozi in quasi tutte le grandi città italiane, oggi dismessi, credo che oggi ce l'abbiano a Parigi, a Londra, e quindi questi mobili sono in archivio. Questo cartello è ancora dell'archivio Frette. Lo trovo interessante, è del 1904 come vedete. Passiamo a un'azienda di Prato, Linea Più Italia, che possiede il più grande archivio al mondo dei filati. Ha dei numeri, questo archivio, notevoli: 5.000 filati diversi, 36.800 teli in maglia, 1.600 tra abiti, accessori e razzi, 9.000 foto, 1.200 volumi di moda, tra cui anche i campionari di tendenza, hanno una bella serie di Jean-Claude Frère, e in tutto 50.000 pezzi circa. Abbiamo per questa azienda fatto una perizia archivistico-economica. Ecco, vi propongo qualche immagine perché è un luogo affascinante. Questi abiti sono per sfilate, ma per raccontare, per mostrare, scusate, per mostrare i loro filati. Loro non producono abiti, producono filati, ma mostrano quale prodotto si può ottenere con i loro eccellenti e particolarissimi filati. Un'altra parte d'archivio che funge anche da showroom, ovviamente, guardate che bellezza. E anche questo, là in fondo, i volumi, e qui in primo piano delle teche con dei pizzi. Ancora una parte di archivio abiti. Le schede delle lavorazioni di questi abiti, che appunto mostrano quali lavorazioni a maglia si possano fare con i loro filati, sono interessanti dal punto di vista archivistico, perché vedete che in alto c'è il numero dell'articolo, della scheda però proprio. Poi l'articolo si chiama Folk, la lavorazione rasato, la macchina numero 5, perché devono sapere quale macchina tessile hanno usato per fare questa lavorazione, e poi l'anno. Questi sono ovviamente i dati essenziali che si andranno a mettere in una scheda d'archivio.
Andiamo in Germania, ci spostiamo, andiamo in questa ditta ancora in attività, molto antica, nasce nel Settecento, ovviamente non in questi locali, ed è una stamperia. Impianti della prima metà del Novecento, già messi come museo, già messi per essere ammirati. E gli interni sono con l'archivio corrente, come potete vedere, immagini di sfilate, tessuti stampati con i loro disegni, e la prima foto a sinistra è proprio un laboratorio. La biblioteca tematica molto antica, molto ricca, gli stampi antichi, altrettanto io trovo affascinanti, le carte stampa del XIX secolo, hanno cassettiere infinite di queste bellissime carte stampa, migliaia e migliaia di disegni. I libri campionari, un po' meno delle carte stampa, ma comunque. Ecco un libro campionario un pochino più moderno, e sotto le carte stampa intere per vedere i disegni, appunto quelle delle cassettiere, per vedere il disegno intero. Ci spostiamo di nuovo a Prato e vediamo lo studio Cataldi Group. Lavora per grandi marchi, Vivienne Westwood, Chloé, Martini, Valentino Ungaro e tanti altri. Queste immagini sono dei loro interni. Anche qui il nostro lavoro è consistito in una perizia. E questo è l'archivio immenso, abiti inscatolati, abiti appesi e campioni. Passiamo velocemente al Museo del Tessile di Chieri, che conserva 46 fondi aziendali e personali di ambito tessile dal 1872 alla seconda metà del XX secolo. Queste affascinanti carte stampa per Jacquard sono ottocentesche e sono di un archivio che è l'ex Tabasso, che era un grande lanificio di Chieri, dove oggi ha sede la biblioteca e l'archivio storico comunale, e conservano e sono attigui al museo. Questa è una pezza di tessuto, sempre del museo, e vedete un cartellino tecnico e commerciale, quindi vedete che c'è il nome dell'azienda, che era Oreste Colongo di Torino, quindi O Colongo, poi il numero dell'articolo, il costo, lire 2.950 chili, cioè il peso, no? Il peso del tessuto, e l'altezza. Sapete che i tessuti, quando comprate un tessuto, vi chiedono di che altezza lo volete, quindi qui 1,5 metri. Tutti i dati da riportare su una scheda d'archivio. Ancora Chieri, questo è un archivio di passamanerie di una collezione privata, un ex dipendente di una ditta cessata che ha salvato campionari di passamaneria, una settantina di volumi. La schedatura di un campionario di passamanerie deve essere anche digitalizzata, perché è difficile raccontare una passamaneria, quindi si compilerà la scheda base, ma è necessario in questo caso abbinare alla scheda base l'immagine, quindi la digitalizzazione. Passiamo al Museo della Seta di Racconigi, una delle nostre ultime scoperte. È stato salvato da un'associazione Amici della Storia di Racconigi, lo stavano buttando via.
Quindi davvero grazie anche a queste piccole associazioni che amano la storia locale e salvano gli archivi. Qui ho messo una cartolina, vedete il marchio Pura Seta e questi documenti di viaggio, di spedizione. Come abbiamo fatto a recuperare questo archivio che avevano salvato? Abbiamo partecipato a ben 2 bandi di fondazioni bancarie, perché purtroppo, lo sappiamo tutti, non è così facile lavorare nella cultura e in questo paese riuscire quindi a, a schedare, inventariare un archivio che è abbastanza grande, non è grandissimo, non si è salvato tutto, sono più o meno 40 metri lineari di carte, non ci sono quasi campionari, c'è pochissimo, ma era una filatura, una filanda. E quindi abbiamo partecipato prima a un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e poi a un bando di Compagnia di San Paolo recentissimo, l'abbiamo appena vinto, saranno eventi estivi, e quindi con il primo si è potuto schedare, inventariare su database e con il secondo faremo digitalizzazione e valorizzazione. Questi sono gli unici campionari che mostrano le tipologie di lavorazioni di seta con la seta Manissero. Alcune carte del titolare della Manissero della Filanda, il cavalier Vincenzo Manissero, dei primi anni del Novecento. Qui invece la corrispondenza sono dei particolari delle carte intestate che io trovo sempre in ogni archivio molto molto interessanti. Io sono attratta dalle carte intestate dei primi del Novecento fino anche agli anni 30, perché la grafica, beh, lo vedete, trovo che fossero davvero dei capolavori e spesso sono come nella prima, ci sono proprio gli edifici, quindi sono delle carte parlanti di queste realtà. Qui è la corrispondenza di fornitori, ma anche un hotel, quindi probabilmente appunto il signor Vincenzo Manissero che andava in questo hotel. Però un altro pezzo di storia che si salva attraverso un archivio tessile e si racconta anche qualcosa di più sul territorio. Le riviste e la pubblicità, sempre in questo archivio, tematiche ovviamente. Velocemente siamo alla fine, questo è il Maglificio Bellia che nasce nel 1851 a Pettinengo, oggi si chiama Liabel, qualcuno di voi lo conoscerà ed è in attività, appartiene a un gruppo francese. L'archivio conserva la bandiera del mutuo soccorso tra i lavoratori di Bellia e l'ho inserita in queste slide perché anche la schedatura delle bandiere è particolare, va da sé. Quindi di nuovo partiamo dalla scheda base, ma aggiungiamo nome della ricamatrice, tipo di tessuto diritto e rovescio, in questo caso, il tipo di fili usati, le misure, il destinatario, come dati trovo essenziali. Qui abbiamo un platino type raffigurante impiegati e capi operai della famiglia di Celestino Veglia in occasione della sua nomina a commendatore della Corona. Siamo nel 1908 e lui era il fondatore di questa azienda di Pettinengo. 3 foto dei reparti di quell'azienda nel 1953. L'evoluzione del marchio. Altro punto importante su cui soffermarci un attimo, bisogna descrivere il supporto specificando l'oggetto su cui è apposto carta da lettere, prodotto, le dimensioni e se non è presente la data è necessario indicare il periodo perché se dobbiamo raccontare l'evoluzione del marchio va da sé che la parte cronologica è fondamentale. Una liseuse, che non credo che molti sappiano che cosa fosse, degli anni 50, era un golfino da mettere sulla camicia da notte, perché nelle case dell'epoca faceva freddo,
E c'è in questo archivio di Liabel una parte grandissima, sono 500 e più golf, insomma l'archivio del prodotto, 500 e più pezzi tra mutandoni del nonno, golfini, ma anche intimo più recente degli anni 60, disegnato da Schubert, è molto, molto bello. Abbiamo digitalizzato tutto l'archivio del prodotto. Qui andiamo a vedere che a partire dalla scheda base potremo aggiungere, se è presente un'etichetta, questa ci viene in aiuto e tutte le specifiche presenti sull'etichetta andiamo a scriverle. E poi andremo a dire il tipo di filato, l'eventuale presenza di un tessuto come il fiocco di seta in questa liseuse, pizzo, colore, varianti, clienti. Con questo archivio colgo l'occasione per rimandarvi all'appuntamento del 23 giugno. Parleremo del distretto tessile biellese, di cui Liabel è parte. Grazie a tutti. Grazie Marinella, davvero. Chiederei insomma a Dimitri e ad Antonia se vogliono aggiungere qualcosa o se abbiamo delle domande, delle curiosità da parte dei partecipanti. Ricordo che possono alzare la mano, quindi prendere poi parola con il microfono e la webcam se hanno piacere ad accenderlo, oppure scrivere nella chat. Io ti rinnovo i complimenti, è stato veramente interessantissimo, delle parti, quando hai fatto vedere le carte intestate, ci stavamo perdendo anche noi, avremmo davvero voluto vederle dal vivo. Sì, mi piacciono tanto. Poi tutti fantastici, davvero, davvero fantastici. Yeah. Direi che possiamo lasciare la parola ai nostri ospiti, alzando la mano o anche intervenendo, insomma, siamo tanti, ma possiamo gestirci, magari riusciamo a confrontarci su qualche cosa. Le sollecitazioni di Marinella Bianco sono state tante. In effetti le avevamo chiesto di dare, come dire, offrirci una panoramica molto ampia sul tema, ma soprattutto sui materiali, nel senso che l'obiettivo era quello di far vedere. Il seminario vuole essere un seminario molto concreto, dove certamente toccheremo la teoria, gli aspetti metodologici, molto è stato già accennato, insomma, dagli elementi fondanti della disciplina a alcune anche indicazioni sulla descrizione, su altri aspetti, insomma, della professione, ma volevamo essere proprio concreti, far vedere le carte, far vedere i materiali e in questo caso far vedere i materiali che sono assolutamente eterogenei. I campionari sono uno splendore, l'archivio del prodotto è una particolarità incredibile, insomma, i vestiti, i tessuti. Però davvero lascio la parola se qualcuno vuole intervenire. Io intanto vi dico che arrivano i complimenti da alcuni studenti, fanno i complimenti a Marinella per l'intervento e dicono che è stato non solo interessantissimo ma anche affascinante, quindi vuol dire che siamo riusciti, anzi sei riuscita a trasmettere davvero la particolarità ma anche la bellezza di questo mondo e di questi archivi così particolari. Del re Veronica, quindi se vuole partecipare, se vuole, eccola. Buonasera, salve. Grazie per l'interessantissimo seminario, veramente appassionante. Una domanda un po' collaterale relativamente a questo importante ruolo degli archivisti o comunque degli heritage manager che lavorano per le aziende e per conservare prima di valorizzare gli archivi e i musei d'impresa, e volevo sapere se in genere sono
in qualche maniera ostacolati o trovano degli ostacoli di tipo delle riserve più che degli ostacoli a investire nelle aziende, da parte delle aziende per pagare il servizio, perché ovviamente noi adesso abbiamo visto il potenziale straordinario che c'è in termini di identità del marchio, insomma di arricchimento, di studio e conoscenza del passato, ma spesso le aziende arrivano un po' tardi a questa consapevolezza e volevo sapere come anche muoversi in questa direzione. Grazie. Sì, è vero, è assolutamente giusto quello che ha detto. È molto difficile arrivare alle aziende, è stato utilissimo il progetto di cui parleremo in modo approfondito il 23 giugno, quello del centro rete biellese. Ci sono stati dei finanziamenti pubblici per iniziare a lavorare in quegli archivi. E questo ha dimostrato agli imprenditori che cosa avevano in quegli archivi e che cosa potevano ricavare dai loro archivi. Oggi in quel distretto sono gli imprenditori che investono, ma abbiamo dovuto dimostrarglielo con i fatti. Altrimenti sì, è veramente difficile. Anche la Frette è stato un lavoro arrivato in seguito agli archivi della moda del Novecento. Ci eravamo conosciuti con una responsabile proprio a un convegno degli archivi della moda, quindi aveva visto, aveva colto l'importanza di quell'archivio e quindi poi ci ha chiamati. A Chieri è iniziato un progetto simile a quello biellese ed è stato il comune a farsi da tramite, anche perché c'è un archivista che lavora in comune e che è molto sensibile, che è della NAI Piemonte, e quindi ha spiegato, ha fatto proprio il tramite e pian piano quindi si arriva un po' alle altre aziende. Schio è il comune di Schio che ha incomodato l'archivio e se ne occupa, non sono in Marzotto al momento, quindi sì, è difficile. Bisogna riuscire a spiegarlo, a dimostrarlo anzi. C'è un'altra mano alzata, Chiara Marzi, se vuole può intervenire. Riuscite a sentirmi? Sì. Sì, salve, buonasera, volevo fare i complimenti a tutti voi. Quest'ultimo intervento è stato davvero illuminante per me, quindi anche molto utile. Volevo chiedere se è possibile avere dei riferimenti per un manuale, se esiste una guida, un manuale dedicato a questa tipologia di archivi, o se invece il suo lavoro è frutto più di prassi, perché anch'io sono un archivista, però mi piacerebbe allargare un po' il mio campo d'azione e la mia cultura anche in questa direzione. Beh, io sui manuali lascerei la parola ai docenti di archivistica, che sono molto più preparati di me. Noi, come ho detto un po' all'inizio, abbiamo imparato a lavorare sul campo. È chiaro che la teoria archivistica è fondamentale, ma tutto il resto l'abbiamo imparato sul campo. Quindi sui manuali qualcosa forse della Bonfiglio, ma lascio a voi. Grazie mille, complimenti. Beh, se si intende manuale proprio su questa tipologia di archivi della moda, no, ci sono tanti articoli, tanti volumi, più in generale gli archivi di impresa. Dimitri, insomma, non lo vedo più, ma credo che possa, vedo Anna Antonia che fa sì, cenno sì con la testa. Ecco, non c'è un vero e proprio manuale sugli archivi della moda, quindi ci state spronando, o comunque state spronando diciamo, il settore, gli archivisti universitari a dedicarsi magari a una cosa, ecco, ad un volume pratico per questo, un buono spunto. Questa è una promessa di Eleonora, solo sua. Ma
Allora, no, non mi risulta proprio che ci sia un manuale intitolato Archivi della moda. Conosco uno splendido libretto con questo titolo, ma credo che una delle nostre relatrici più avanti potrà parlarne meglio perché è suo. Ci sono molte cose però in giro, ci sono molti articoli, qualcuno stampato, molti sul web. Il web può essere, come dire, affrettato e poco, come dire, poco solido, ma il web è anche un web invece importante e quindi insomma si trovano molte buone cose sul web, a partire dal sito nazionale, ma poi ci sono molte cose. E è vero che il nostro mestiere di archivisti si fa sul campo e di questo io sono convinto e sono sempre stato convinto. Ci vuole la manualità, il saper maneggiare le carte, il colpo d'occhio, insomma, io ho fatto il professionista tanti anni ed è stato un piacere, insomma. Ci vogliono però anche i momenti in cui si sintetizza, si fa un po' un percorso da raccontare anche agli altri, insomma, per non partire sempre da capo. Sulla moda una cosa strutturata non c'è, bisogna però anche dire che il percorso moda condivide gran parte delle sue particolarità con il tema più ampio degli archivi d'impresa e sugli archivi d'impresa onestamente c'è tanto. Negli ultimi 20 anni direi, a partire dal bel manuale, insomma, pubblicato da Carocci tanti anni fa, insomma, di Marina Messina, mi pare, e a partire da quello, insomma, c'è stato tanto e quindi le pubblicazioni si trovano. Magari potremmo, lo dico anche alle colleghe, mettere sul web, noi abbiamo costruito una pagina dove condivideremo i video, i materiali, eccetera. Potremmo magari avviare una bibliografia comune in costruzione, insomma, su questi temi che può essere utile. Assolutamente sì. Ci sono altre 3 mani alzate. Grazie. Andiamo nell'ordine. Chiara Lai, poi a seguire Luciano Bonino e poi Alice Sivilotto. Vediamo un po'. Chiara Lai. Buonasera, innanzitutto anch'io volevo farvi i complimenti per l'argomento trattato e per l'intervento e grazie per averci mostrato comunque come gli archivi possono risultare interessanti e non solo quei mucchi di libri polverosi che molto spesso si pensa che siano. La domanda che volevo fare era se questo bisogno delle imprese nell'investire in questo tipo di lavori sia dovuto anche al fatto che negli ultimi anni abbiamo visto molto spesso dei servizi d'inchiesta dove venivano mostrate delle fabbriche che non seguivano dei valori etici, diciamo, importanti nella produzione dei tessuti o comunque del prodotto finito. E un po' anche se è stato influenzato da questa, tra virgolette, vittoria delle aziende che lavorano più per una produzione intensiva che appunto sulla qualità di un prodotto come può essere quello del Made in Italy. Sì, grazie della domanda perché apre un altro discorso che non ho toccato. Lo toccherò credo appunto a giugno perché è legato a un'azienda di cui parlerò, però sì, è esattamente così, è importante raccontare la sostenibilità delle aziende italiane, la produzione di tessuti ecologici, va bene, queste parole sfruttatissime, ma insomma, tessuti che non ci danneggiano, che non danneggiano la salute, i coloranti che non ci tingono la pelle. Sì, è davvero importante. Negli anni 70 anche qui inquinavamo tantissimo e usavamo dei prodotti dannosi, ma l'abbiamo superato abbondantemente. Adesso le aziende italiane che producono in Italia, grazie alle nostre serie leggi, sono sostenibili e ecologiche.
E quindi certo che è importante per l'azienda raccontare tutto questo per essere competitiva verso altri paesi che sono meno attenti all'inquinamento e alla salute pubblica, quindi certo. E infatti è davvero importante che si spenda un po' di più, ma che si utilizzino, cioè per comprare un prodotto italiano, se sappiamo che non ci fa male, non inquiniamo e anche che gli operai sono pagati adeguatamente, che è l'altro punto molto importante, no? Lo sfruttamento, lo sappiamo bene tutti, va combattuto, anche in questo modo compriamo questi prodotti e quindi l'archivio di nuovo racconta anche questa parte. Grazie di questo tema, di aver sollevato questo tema. Passerei ad Alice Sivilotto. Alice. Sì, buonasera. Buonasera. Grazie per l'intervento. La mia domanda riguardava appunto il settore in particolare del costume, perché moda non è solo appunto, pensiamo in automatico ad Armani, le grandi firme, ma è anche teatro. Penso, ha citato prima Palazzo Pitti, penso in automatico a Nanni, Franco Zeffirelli o Piero Tosi, i grandi dell'arte teatrale. O ancora costume può essere appunto costume in questo caso antico e quindi più afferente ad un ambiente museologico, per così dire. Ecco, il mio interesse era capire, a proposito proprio della catalogazione e di come deve essere schedato un abito in particolar modo, quindi non solo il tessuto a sé stante, ma un intero abito, la differenza tra appunto il museo e in questo caso di ditte private, quindi le più grandi differenze in questo processo e anche a volte magari, come si può dire, incongruenze. Sì, grazie. Beh, noi non ci siamo mai occupati di archivi teatrali, ma il progetto Archivi della Moda del Novecento aveva inserito sartorie teatrali di Roma nel progetto, quindi recuperando quella parte di archivi del Novecento si vedono anche quei censimenti, quei lavori effettuati da colleghe in quest'ambito. Per quanto riguarda gli abiti museali, lo sappiamo, esiste la scheda VEAC, quindi è quella ovviamente da utilizzare per la schedatura degli abiti antichi, ma la scheda VEAC non è utilizzabile facilmente sugli abiti attuali, perché è molto molto complessa, diventa un lavoro farraginoso. Quindi quando noi schediamo abiti come quelli che vi ho mostrato di Linea Più, ci atteniamo di nuovo a una scheda base inserendo dei dati ad hoc sull'abito, sì, però essenziali, dal tessuto all'epoca, al sarto o alla casa di produzione, ma non tanto di più, mentre la scheda vera, che è una scheda molto molto dettagliata, ma immagino lo sappiate tutti, perché si utilizza proprio nei musei. Grazie. Grazie. Vedo un'altra mano alzata, in questo caso Sara Occheddu. Sì, allora, innanzitutto, vabbè, complimenti per l'intervento perché è stato super interessante. Io vorrei fare un intervento, una considerazione partendo da alcuni elementi che abbiamo analizzato con un corso con la professoressa Tasca, il corso di sistemi informativi archivistici, dove abbiamo proprio analizzato tutti i siti degli archivi storici. Quindi la mia domanda si riferisce al fatto che, secondo lei, quanto è importante, innanzitutto anche in un momento particolare come questo che stiamo vivendo della pandemia, quanto sarebbe importante rilanciare dei siti che proprio attirino le persone a conoscere questi archivi della moda, perché in effetti è un connubio molto interessante che magari non tutti potrebbero mai pensare, perché in realtà appunto noi, come ha detto anche la collega, pensiamo agli archivi come qualcosa magari di molto lontano da noi, in realtà ci riguarda da molto vicino
vicino, pensando ad esempio a questo fattore della moda, secondo lei quanto potrebbe essere importante anche per avvicinare magari noi giovani, anche noi studenti, a far conoscere anche al pubblico che esistono veramente queste realtà? Beh, secondo me sarebbe di importanza fondamentale, ovviamente, mettere online più archivi della moda. Ci sono delle difficoltà che ci derivano dalle aziende. È più semplice naturalmente mettere tutti quei patrimoni di aziende cessate che sono quindi museali. Però in parte noi, per esempio, alla Tollegno abbiamo creato un sito dedicato all'archivio, alla Tollegno 1900, scusate, abbiamo creato un sito dedicato all'archivio storico e in accordo con i titolari riusciamo anche a pubblicare, quindi non è che non si possa pubblicizzare il materiale, un archivio di un'azienda in attività, è solo un pochino più difficile. Ma sarebbe molto bello. Gli archivi della moda del Novecento è un progetto che io continuo a credere andrebbe ampliato, andrebbe un po' ripreso, innovato. Ne abbiamo parlato alla Venaria 2 anni fa, anche con Dimitri Brunetti. Non è facilissimo, bisognerebbe lavorare con le camere di commercio e le unioni industriali perché i cambiamenti delle aziende sono purtroppo o per fortuna a volte, dipende, ma velocissimi e continui. Quindi non si può censire le aziende, mappare le aziende e poi chiuderla lì perché è un qualcosa, è uno strumento che diventa vecchio subito. Allora, lavorando con Camere di Commercio, evidentemente si riuscirebbe a avere sempre i dati aggiornati, quindi sarebbe importante, credo, mappare le nostre realtà italiane in questo modo e avere online i dati possibili, insomma, dall'archivio storico a tutta l'evoluzione, alla situazione delle imprese. È un discorso un po' ampio e complesso, ma insomma il succo è questo. Sarebbe importante, secondo me, certo. Grazie Marinella anche per questa risposta. Un'altra mano alzata, Emma Galli. Buonasera e ringrazio per l'intervento. La mia domanda è semplice ma forse allo stesso tempo complessa. Quali sono gli applicativi che vengono utilizzati per fare le schede e soprattutto chi li sceglie? Sono dettati dal budget? Sono meno dettati dal budget? Questa è la mia domanda, grazie. Altra domanda interessante e importante, non ho volutamente toccato i software, l'argomento software. Velocemente posso dire che sì, sono dettati dal budget, ma non sempre, perché comunque è possibile anche usare degli strumenti, adesso c'è Collective Access, Open Source, Regione Piemonte ha creato uno strumento per gli archivi proprio basato su Collective Access, Dimitri potrà parlarne per ore, credo, ed è un ottimo strumento. Collective Access è appunto un open source americano e si può piegare alle esigenze archivistiche, no? Quindi si può personalizzare, per cui non è necessariamente un costo enorme. Poi ci sono degli applicativi, lo sappiamo tutti, importanti, che funzionano, che si possono scegliere. A Biella avevamo fatto un'analisi, anche di questo ne parleremo a giugno, direi, un'analisi di vari applicativi. E siamo arrivati alla conclusione che appunto forse bisognerebbe usare qualcosa come un open source e ogni volta vedere che cosa serve. Nelle aziende, nello specifico delle aziende, lo dicevo, l'ho detto ma non l'ho detto, quando dicevo che l'archivio corrente dovrebbe parlare con l'archivio storico, e uno dei problemi è anche proprio questo, no? Perché tutte le aziende hanno un applicativo che funziona benissimo per la gestione dei tessuti. Ovvio, perché lavorano, non lavorerebbero. E quindi trovare un applicativo, noi abbiamo fatto tantissime riunioni in azienda a Biella
con i disegnatori e con le software house per capire che cosa poteva servire a entrambi e quindi cosa poteva far dialogare, e siamo sì arrivati a una conclusione. Si può fare ovviamente in modo che i disegnatori utilizzino i loro software specifici per il loro mestiere, e però che siano dei software che parlano con quello che serve a noi archivisti. Sono stata un po' sul generico, spero di aver risposto, è un argomento davvero complesso e lungo. Sì, la ringrazio. Bene, non so se Dimitri vuole intervenire su questo aspetto. No, francamente glisserei. Sembra il caso, nel senso che il mercato non è troppo ampio, però offre applicativi differenti, alcuni open, altri no, alcuni gratuiti, altri no, con servizi diversi che rispondono anche a esigenze poi specifiche. Ecco. Quindi direi che non è fra gli obiettivi di questo seminario passare in rassegna gli applicativi, ecco. Però non vedendo altre mani alzate e di fatto avendo superato abbondantemente, ma con piacere, insomma, l'orario indicato, io proporrei di chiudere questo primo incontro ringraziando tutti, Marinella Bianco in particolare, e poi tutti i partecipanti delle 3 università e del mondo degli archivi, dell'impresa, e le persone che ci hanno voluto, insomma, seguire oggi. Se non c'è altro, diciamo che possiamo chiudere e salutare tutti. Sì, buona serata a tutti e ancora grazie per la partecipazione. Grazie a tutti, buona serata.